Siamo andati per voi a Musile di Piave in occasione della festa di San Martin a vedere il banchetto d'autunno e i festeggiamenti in piazza. Cultura, tradizione, territorio è la promozione di cui si occupa la Proloco. In questa manifestazione sono tutte presenti. La riscoperta delle tradizioni attraverso il banchetto di questa sera che riscopre il bollito misto, grande piatto della tradizione veneta, la promozione dei prodotti tipici perché ogni piatto è stato costruito con i prodotti tipici del territorio, la rievocazione storica con i canti e balli di una volta, i mestieri di una volta ci aiutano a rievocare un San Martin dei vecchi tempi, dei primi del Novecento. Ringraziando prima di tutto la Proloco di Musile di Piave, tengo a precisare una cosa, di portare soprattutto i saluti dell'amministrazione comunale a questa bella manifestazione che è partita già da questa mattina con i ragazzi delle scuole elementari, soprattutto per la questione della qualità e di come si fa il formaggio, i latticini e tutto quanto, dove c'era un nonno diciamo di Musile, ex casaro della PIP, di conseguenza attualmente la Trevenlat e di conseguenza è di un tecnico del Consorzio del Montasio. Il Consorzio del Tutela del Formaggio Montasio nella valorizzazione del formaggio Montasio ha collaborato sia con la Proloco di Musile sia con quella di Fossalta proprio per nella spiegazione, nel coinvolgere le scuole, soprattutto elementari e medie, per la conoscenza di come si fa il formaggio montaggio e come si fa il formaggio in generale. Diamo delle conoscenze e anche dei valori a questi ragazzi che molte volte magari mangiano il formaggio ma non sanno come viene fatto o da dove arriva il latte, e quindi pensiamo di fare una cosa positiva e una cosa sia gratificante dal punto di vista appunto della conoscenza dei bambini, sì, per i bambini, ma anche proprio a livello promozionale ci dà delle soddisfazioni. La collaborazione fra le due Proloco è stata proficua, è stata interessante e mi auguro che continui. È il secondo anno che noi la facciamo e intendiamo portarla avanti anche per gli anni successivi. Diciamo che con la Proloco di Fossalta in maniera particolare c'è un particolare affiatamento, anche perché ci scambiamo continuamente le persone, le idee, e quindi anche il modo di lavorare si sta uniformando, quindi secondo me bisogna continuare su questa strada, anche perché le persone cominciano a sentire il peso degli anni, abbiamo bisogno di forze nuove e di collaborazioni nuove. È molto importante ricordare questa ricorrenza perché per noi è anche un riferimento alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, al nostro modo di vivere, ai nostri cibi che abbiamo mangiato anche questa sera, alle nostre produzioni agricole. Però porta con sé anche una memoria dei tempi che ci furono e questo è importante perché fa riferimento alla nostra identità, in quanto ci ricorda che vivevamo un tempo in famiglie molto grandi, vivevamo delle cose che si producevano, vivevamo anche un clima familiare unito. Vivere questi momenti è importante appunto per ricostruire anche rapporti sociali forti. La provincia di Venezia quest'anno ha realizzato il piano strategico del turismo, che è un documento importantissimo. Si parla di strategia, ma poi dalla strategia dobbiamo passare all'applicazione. Per fare questo piano noi abbiamo sicuramente puntato a una stretta collaborazione con tutto il territorio, per cui una forte sinergia che comprende sia le amministrazioni comunali, le associazioni, ma in particolar modo anche le Proloco. Ci sono tutte le condizioni sicuramente che la Proloco ha voluto rievocare, dando un segnale importante
assieme in sinergia con l'amministrazione comunale, e quindi non possiamo che ringraziare appunto la Proloco di Musile, il coordinamento generale del consorzio che è sempre comunque vigile attraverso appunto i lavori della Proloco di Musile, e però dobbiamo ringraziare soprattutto tutte quelle persone volontari che in questi giorni si sono adoperati perché il fine settimana sia ricco, proficuo e soprattutto dia un messaggio importante non solo ai partecipanti che oggi ci sono al banchetto, ma anche alle nuove generazioni che hanno potuto, attraverso l'attività scolastica e attraverso il lavoro di questa mattina, imparare e rivedere appunto mestieri di un tempo che non debbono essere dimenticati, perché è una preziosa testimonianza per loro e per la loro crescita.